www.containerradio.it. Carissimi amici, ben ritrovati come sempre qui a Container Radio, e a quest'ora del pomeriggio all'interno del nostro programma Information Desk siamo arrivati con l'intervista del giorno. Veramente oggi abbiamo uno dei volti più amati della televisione italiana, giornalista, conduttrice. Abbiamo visto anche recentemente in un bellissimo programma televisivo, appunto, La strada dei miracoli, e come avete magari anche visto dai nostri vari social, sapete di chi sto parlando, però non ve l'anticipo già da subito, perché innanzitutto do il buon pomeriggio ad Andrea. Quindi ciao Andrea, buon pomeriggio. Grazie mille Crystal, ben trovata all'interno del nostro Information Desk. Devo dire che noi particolarmente abbiamo seguito e amato questo programma di cui hai appena parlato, La strada dei miracoli, ed è uscito veramente un bellissimo libro proprio in questi giorni. Però voglio lasciare a te le presentazioni, Crystal. Certo, grazie mille Andrea. Quindi diamo il benvenuto qui a Container Radio a Safiria Leccese. Benvenuta Safiria. Buongiorno, ben trovati a voi. Buongiorno Safiria, veramente un piacere averti qui con noi a Container Radio. Volevamo iniziare proprio subito parlando del libro La strada dei miracoli, edizione PM. Questo libro è una sorta di viaggio in cui ci sono tante storie di vita a lieto fine, storie che ci hanno toccato anche profondamente, anche guardando il tuo programma televisivo. Volevamo chiederti come le hai selezionate e che cosa ti ha colpita di più di queste storie. Ecco, hai detto bene Andrea, mi piace la parola viaggio, nel senso che è proprio un viaggio nella vita. Sono tutte storie. La prima cosa che voglio premettere è che si tratta, tutte le storie sono vere, sono tutte di persone viventi ancora oggi, e sono tutte storie di persone che mi hanno regalato questo pezzo della loro vita, a cui io ho mandato a rileggere a mia volta le storie così come io le ho scritte. Perché voglio sottolineare questo come prima cosa? Per dire il lavoro giornalistico che c'è dietro, cioè non c'è nulla di favoleggiante, non c'è nulla di edulcorato, cioè sono pezzi della vita che sono stati raccontati dai protagonisti. E vengo subito alla tua domanda, come le ho scelte. Alcune sono state ospiti nella trasmissione appunto omonima che io conduco, La strada dei miracoli, e altre invece le ho scelte attraverso mie conoscenze personali, attraverso mie curiosità, intesa nel senso più nobile del termine, proprio di curiosità giornalistica da cronista, con cui ero venuta a conoscenza o negli anni scorsi o insomma in questi frangenti. Le accomuna però tutte un filo rosso. Tu hai parlato del lieto fine. Sì. Intanto non è quello il filo rosso, cioè il vero filo rosso non è il lieto fine, anche perché ci sono di mezzo due storie in cui il lieto fine non c'è stato per niente. Il vero filo rosso, Andrea e Cristella, è quello di una grande straordinarietà che, come io dico, fa irruzione in una vita totalmente ordinaria. Cioè tutti i protagonisti sono persone come noi, persone normali, con i loro alti, i loro bassi. Qui a un certo punto succede una cosa che rende questa vita straordinaria. A volte è un trauma, a volte è una grande conversione, come nel caso di Marco, e da quel momento in poi, come voi immaginatevi come l'ansa di un fiume, no? A un certo punto questo fiume incontra un grande masso, che può essere appunto un evento di natura diversa, e l'acqua prende un altro corso. Cioè da quel momento in poi comincia un'altra storia. Questo è il vero filo rosso delle storie che io ho raccontato, e ciascuna a suo modo è totalmente unica, perché si va dalla storia del miracolo in senso vero e proprio, del bambino guarito da un tumore dichiarato inoperabile, per il quale i genitori hanno messo in vendita casa, negozi, eccetera, fino appunto alla conversione di un ragazzo che era considerato un po' il re della notte a Roma, perché era lui che teneva in mano le redini di tutte le discoteche. Adesso è diventato l'animatore di un gruppo di adoratori che tutte le settimane si vedono, e ha un gruppo di 500 persone che lo seguono, e fino a cose non a lieto fine intese nel senso del mondo, però a lieto fine intese nel senso del frutto. Certo. Sto parlando soprattutto della prima e l'ultima storia. Certo, bellissime storie anche per chi avrà avuto l'occasione appunto di leggere questo bellissimo libro, Safiria. Io volevo chiederti se c'è una storia tra quelle descritte nel libro che più ti ha toccato, che più ti è rimasta impressa. Guarda Cristella, è una domanda difficile questa, che ovviamente cioè
è giusta, anche se ovviamente non lo dico in senso carino, non è originale, è giusto chiederlo, però io dico questa cosa che è la più vera, non ce n'è una in particolare, perché io ho scritto questo libro facendo questo lavoro qui, cioè passando ore al telefono o di persona con i protagonisti che già conoscevo per conto mio, e l'ho scritto di notte perché l'ho scritto durante la trasmissione, quindi il giorno lavoravo alla trasmissione, l'ho scritto di notte. Cosa voglio dirti? Che ognuna di queste 9 storie è diventata a sua volta parte della mia vita, perché io l'ho dovuta digerire prima di scriverla, poi ne ho dovuto discutere con i protagonisti, quindi non ce n'è una in particolare. Poi ho avuto anche la gioia, e ce l'ho tuttora, di condividere, di continuare a condividere insomma il percorso con i protagonisti, perché con quasi tutti loro sono rimasta in contatto, ma in contatto significa che ci scriviamo, ci telefoniamo, e quindi non ce n'è una sola, voglio dire, che diciamo è straordinaria degli straordinari, perché si tratta dell'ultima storia che io ho voluto mettere per ultima, perché non c'è stato il miracolo, la protagonista è morta, ma il frutto che ha portato, sta portando e sono certa continuerà a portare è immenso, ed è la storia di Chiara. Quindi se devo dire una storia che è quella che proprio tutti quanti dicono, Safira, quando arrivi alla fine del libro ti prende una coltellata al cuore, è la storia di Chiara, perché ci fa confrontare con la morte e ci fa però fare tante domande e guardare, ci induce a guardare oltre. Però non c'è una storia a cui sono più legata veramente. Per me loro sono tutti dei nomi con le famiglie, li sono andati a trovare tutti a casa, quindi mi manca adesso Cristian, che devo andare in Calabria e gli è nato il 3° figlio, quindi ho veramente un rapporto personale. Beh, bellissimo, bellissima questa cosa, Safiria. Poi anche da quello che ci hai raccontato appunto di come è nato il libro, di tutte le varie storie che sono contenute attraverso questo bellissimo libro, e poi si vede proprio, perché anche noi ti abbiamo seguito in tutte le puntate della Strada ai Miracoli, veramente si vede il rapporto che c'è, oltre tra i vari appunto opinionisti, si può dire, c'è da Don Davide, Paolo Brosio, tutti quanti appunto, e anche appunto il modo in cui raccontavate anche le varie storie delle persone invitate. Quindi veramente complimenti per tutto il lavoro che c'è stato per la Strada dei Miracoli, a te e a tutto lo staff che c'è dietro, in poche parole. Grazie a voi, veramente grazie. Io, se posso permettermi, riguardo al libro, io dico una cosa che mi piace così regalare insieme anche ai vostri e ai nostri in questo momento ascoltatori. Dico, questo libro, io comincio dicendo una cosa in cui credo, dico, ma c'era veramente bisogno di scrivere un altro libro, o che un giornalista scrivesse l'ennesimo libro, e poi nella prefazione mi autorispondo che però c'è sempre bisogno di un pezzetto di luce e di verità. Queste storie contengono tutte un pezzetto di luce e un pezzetto di verità, perché sono tutte vere e perché sono tutte luminose, ciascuna a suo modo, e quindi chi lo vuole leggere lo deve leggere in quest'ottica, sapendo che anche questo lo dico, che anche i tunnel fanno parte del nostro percorso. Certo, e infatti come dicevamo appunto, Safiria ha un libro veramente positivo e sorprendente, che mette anche in primo piano quindi le esperienze reali di vita vissuta, e come dice nella prefazione, una vita normale che diventa improvvisamente una storia unica. Quindi io volevo chiedere, da giornalista ma anche da persona, in parte ce n'ha già risposto nelle domande precedenti, ma da giornalista e anche da persona appunto, come ha vissuto questi racconti e come è entrata nella vita di queste persone che sono state miracolate? Io ho fatto altro che fare il mestiere che faccio da sempre, ormai sono tanti anni e ho cominciato prestissimo, subito dopo la laurea, quindi io ho sempre fatto, dico che chi fa il giornalista per tutta la vita deve rimanere con l'animo del cronista. Poi per 12 anni ho raccontato la cronaca nera, altri 8 ho raccontato la politica, e adesso racconto la vita delle persone, e appunto questa parte, come dire, tra virgolette, straordinaria, miracolosa, come si vuole chiamare. L'approccio è sempre lo stesso, cioè un grande rispetto e una grande, come posso dire, proprio un vivere con, che adesso forse lo faccio meglio perché sono passati gli anni e quindi c'è anche una maturità personale diversa. Quando hai 20-25 anni non riesci a capire il dolore di una madre a cui vai a chiedere come sta,
col microfono in mano quando il figlio gli è stato ammazzato 2 ore prima, no? Lo fai perché te l'ha chiesto il direttore, perché sai che in quel modo forse avrai fatto meglio il tuo mestiere secondo alcuni canoni. Adesso c'è una maturità diversa per mettersi nei panni delle persone, e forse spero, insomma questo è un augurio, non è che me lo voglio dire da sola, però spero di riuscire a far passare delle emozioni più vere, no? Anche più fatte di una compassione sincera, cioè un patire perché mentre le persone mi hanno raccontato delle cose, per esempio anche Franco nella prima storia, questa persona che è diventato un mio amico, quando mi ha raccontato questa cosa, c'è una scena in cui la scena finale in cui lui rivà a casa della figlia e rivede quello che gli è successo tanti anni prima, quando ha perso la moglie è morta di infarto col figlioletto che aspettava nel grembo. Quella cosa l'ho immaginata io, e io ho detto: Franco, dimmi tu se io ho potuto immaginare bene questo tuo stato d'animo, se no lo tolgo subito. E lui mi ha detto: è quello che provo tutte le volte che apro la casa di mia figlia. E allora lì capisci che forse, insomma, è il mestiere, anche un po' la maturità e anche un po' l'umanità che uno si mette nel fare le cose che fa passare le emozioni. Certo. Anche perché sono argomenti importanti. Tutti noi, come dicevi anche tu prima, siamo veramente alla ricerca continua di questa luce, direi, di spiritualità, di speranza, di trovare la forza per affrontare le giornate con tutti poi i problemi che ci portiamo dietro giorno dopo giorno. Devo dire che uno dei pregi della Strada dei Miracoli, Safiria, qui parlo anche della trasmissione televisiva, è che è riuscita veramente ad affrontare questi argomenti senza cadere nel sensazionalistico, veramente equilibrando i pensieri di chi crede, ma dando voce anche a chi a volte è scettico. Decisamente non è una cosa facile. Volevo chiederti com'è la preparazione di una puntata anche della trasmissione. Guarda Andrea, è complicata. Innanzitutto mi date l'occasione per ricordare e ringraziare tutta la squadra con cui lavoriamo, insomma, che è fatta degli autori, dei colleghi giornalisti, è fatto di una struttura tecnica, eccetera, e tutto sotto la supervisione del direttore della testata, che è Claudio Brachino. Quindi chiaramente c'è un lavoro di squadra grande. E poi la cosa incredibile è che forse si fa fatica a crederlo, ma per andare in onda 3 ore e mezzo in diretta una volta a settimana, magari le persone a casa non sanno e non immaginano che noi lavoriamo tutti i giorni, tutto il giorno, nel senso che è stato difficile ricavarsi anche un giorno di riposo a settimana, e sicuramente mai un giorno senza comunque dover fare delle verifiche telefoniche. Perché per fare questo lavoro che dici tu, cioè non lo scadere nel sensazionalista eccetera, bisogna fare un lavoro che io chiamo giornalistico, ma è un lavoro scrupoloso, forse prima ancora che giornalistico, scrupoloso. Cosa intendo? Che il momento in cui tu vieni a contatto con una storia, oppure noi la cerchiamo, la troviamo, come abbiamo trovato il miracolo di Sant'Antonio, abbiamo trovato altri miracoli, poi cosa succede? E scatta tutta l'indagine, ci mandi le cartelle cliniche, noi guardiamo le cartelle cliniche, poi riparliamo con la persona al telefono, cerchiamo di capire quali sono i punti, quali sono le cose, cioè è così per ogni cosa che voi avete visto nella trasmissione. E ripeto, essendoci 3 ore e mezza di diretta, potete immaginare il lavoro che c'è dietro, però devo dire che è stato fatto con una grande passione. Io poi mi sono ritrovata in una strana condizione, perché vicende diverse della mia vita non professionali, avevo girato tantissimi di questi luoghi e mi sono ritrovata a condurre una trasmissione e a prepararla, perché essendo giornalista chiaramente lavoro nel dietro le quinte prima ancora che nel davanti, e aver visto tutti i posti che ho raccontato. Me ne manca praticamente solo uno di tutti quelli che abbiamo raccontato, solo in uno non sono stata, solo uno non l'ho visto con i miei occhi, quindi questo ha aiutato anche molto, credo, insomma, che sia stato almeno l'apporto che io ho cercato di dare veramente in positivo, perché quando un giornalista le cose le ha viste con i suoi occhi e le ha vissute, penso che le racconti in una maniera un po' diversa che avendole studiate solo sui libri. Certo Safiria. E infatti io volevo chiedere appunto riguardo a questo ultimo discorso che hai fatto, appunto come vivi la fede, e anche poi ricordiamo che facendo un programma che parla di fede, appunto la Strada dei Miracoli, in un certo senso quando si parlano di questi argomenti, avendo anche dei vari opinionisti che sono chi credenti e chi non, bisogna in un certo senso anche rimanere neutrali raccontando le varie storie di fede
di miracoli e anche le varie storie appunto che vengono trattate all'interno del programma. Quindi come vivi la fede? E ecco, se ci puoi raccontare questo. Cristiane, per quanto riguarda la trasmissione, io mi sono data dall'inizio una sorta di barra dritta che mi ha aiutato e credo mi aiuti tuttora e mi fa sempre innamorare ogni volta del mio mestiere, cioè la verità. E questo lo dico anche nel libro, nel senso che a me non sono mai piaciute le favole, da bambina ho sempre le storie vere, quindi intanto se uno ha davanti la verità ha piacere di ascoltare e anche di dare spazio a un'opinione che può essere credente, all'opinione che può essere non credente, perché il nostro mestiere ci insegna che la verità non è mai poi solo una, no? Ha tante sfaccettature, si compone di tante facce, quindi bisogna anche con umiltà ascoltare un'opinione, ascoltarne un'altra, quindi in questo devo dire che non ho fatto alcuna fatica, perché anche quando in trasmissione ci sono stati dei momenti anche non semplici da gestire, di persone che magari hanno esagerato anche ad attaccare alcune situazioni che sono state presentate nella trasmissione stessa, e anche lì mi è venuta in soccorso la verità e la correttezza. La correttezza è che intanto se una cosa si fa vedere bisogna difenderla, o se una persona viene invitata in trasmissione va difesa a prescindere, e poi la verità, cioè si parla dell'oggetto e mai gli attacchi personali. Per quanto riguarda invece la domanda su come vivo la fede io, è una cosa personale alla quale io come dire, non è che non voglio rispondere perché non voglio rispondere a voi, ma perché non c'entra col mio mestiere. Io dico sempre che l'importante è quello che io riesco a trasmettere, nel senso di valori, appunto di emozioni e di verità. Poi il resto non importa, perché io appunto, avendo fatto cronaca, politica e adesso questo, domani posso fare un'altra cosa, cioè la mia strada è la mia strada, che poi ha incontrato la strada dei miracoli, prima ancora ha incontrato la Presidenza del Consiglio, quindi la mia strada è la mia strada, che continuerà comunque, come dire, anche se la strada dei miracoli finisce, insomma io ho un rapporto con la spiritualità molto forte che custodisco. Certo. Beh, grazie innanzitutto per questa risposta veramente, e appunto io volevo chiedere se ci sarà una nuova serie della Strada dei Miracoli. Non lo sappiamo ancora, nel senso che si deciderà, sarà naturalmente l'azienda a deciderlo. Sicuramente, come dire, noi ci speriamo nel senso più bello del termine, perché tante persone ce lo chiedono. Adesso l'ultima puntata è andata in onda 3 settimane fa, abbiamo avuto tante richieste, a me arrivano tante mail, quindi noi lo speriamo perché è stato un successo televisivo. Non è facile per una trasmissione nuova con un format totalmente originale, nel senso che noi non è che l'abbiamo comprato da qualcuno, ce lo siamo inventato strada facendo, cioè Mediaset ha scelto il conduttore, dopodiché ci siamo messi a lavorare e quindi, avendo così scoperto questo piccolo tesoro, chiaramente l'augurio è che non vada perduto. Poi però naturalmente ci rimettiamo alle decisioni dell'azienda che risponde a tante logiche diverse, e quindi lo sapremo presto, però, perché già a luglio vengono fatti, in occasione dei palinsesti, vengono fatti i piani per l'anno televisivo, quindi lo sapremo abbastanza presto. Certo, noi veramente vi auguriamo e vi aspettiamo, veramente ti aspettiamo, Safiria, con veramente la nuova edizione della Strada dei Miracoli, non so, magari con i nuovi palinsesti, quindi a settembre o anche comunque l'anno prossimo, perché devo dire una cosa, io parlo in questo caso da credente, però veramente è bello. In questo caso ogni martedì sera c'era questo appuntamento con la Strada dei Miracoli, dove si parlava di fede e anche tutte le varie storie di persone che hanno avuto dei miracoli eccetera, quindi veramente è bello, a parere mio, che dove si accende la TV ci sono sempre cose brutte che si vedono, che si sentono, quindi è bello anche in un certo senso per chi ha fede, anche per chi magari la sta cercando, o chi è vacillante, appunto. È bello vedere un programma, per tutte le cose brutte che si sentono e si vedono tramite telegiornali eccetera, vedere qualcosa diciamo che rilassa in un certo senso, che
ti aiuta anche con, come dicevo prima, per chi magari ha la fede che la sta cercando o è vacillante, ti aiuta un po' in un certo eleva, senso. diciamo, no? Io dico sempre che spero che la strada dei miracoli, quelle 3 ore e mezza e non solo quelle 3 ore e mezza, aiuti un pochino lo spirito a sollevarsi. No? Certo, quindi veramente noi vi aspettiamo veramente. Vi ringrazio molto. E nel frattempo che aspettiamo magari la trasmissione, però c'è questo bellissimo libro che comunque ci tiene in contatto, ci aiuta comunque a trovare anche un po' di luce, un po' di quello che stiamo cercando. E Safiria, per quanto riguarda poi seguirti a livello artistico, ci puoi dare qualche contatto magari sui social? Allora, no, adesso questa cosa vi fa ridere, però anche questa è vera, quindi ridete ma sappiate che è la verità. Io per scelta credo di essere l'unica conduttrice italiana che non sta né su Facebook né su Twitter, quindi se trovate una Safiria Liccese, come infatti c'è un fake che adesso la polizia postale ha rimosso, non sono io, perché ho fatto questa scelta, poi non so fin quando la manterrò perché non sono il tipo del mai e del sempre, però per adesso ho fatto questa scelta perché è una dimensione che mi aiuta a rimanere molto, come dire, molto con i piedi per terra. Io ci tengo tanto, ma c'è la pagina ufficiale molto bella sia su Facebook che Twitter della Strada dei Miracoli, dove c'è anche una sezione dedicata al libro e dove per esempio anche questa intervista che noi stiamo facendo verrà poi messa dalle persone che all'interno di Mediaset si occupano dei social, e quindi è possibile un pochino seguire in questo senso. Per il resto sono un po' restia, lo so che sono un po' un animale un po' raro per il lavoro che faccio, però secondo me è bello che, come dire, non mi piace questa invadenza totale. Adesso per esempio vi potrei mandare la foto di dove sono adesso col mio bimbo, non mi piace, perdonatemi. Beh certo, ma è giusto anche così veramente, Safiria, perché poi è bello anche parlo sia dal canto tu, quindi da una persona di spettacolo, ma anche una persona, diciamo, non voglio dire normale, però che non è nel settore dello spettacolo. È bello tenere la propria privacy in un certo senso, quindi senza far vedere magari tutto quello che si fa, così, quindi veramente. Quindi allora invitiamo i nostri amici ascoltatori veramente a comprare questo bellissimo libro, La Strada dei Miracoli, e a seguire, come auguriamo quando ci sarà la nuova serie della Strada dei Miracoli, a seguire questo bellissimo programma. E innanzitutto noi veramente ti ringraziamo, Safiria, per questa bellissima intervista che ci hai rilasciato ai nostri microfoni qui a Container Radio, e veramente noi diciamo un arrivederci per un'altra nuova intervista molto volentieri, se ci sarà veramente l'occasione. A presto allora, a presto, ecco. Vi ringrazio io. Grazie. Un'ultimissima cosa che volevo chiederti, Safiria, se puoi, visto che qua è di consuetudine all'interno delle nostre interviste di Container Radio, se potevi lasciarci un saluto ai nostri amici ascoltatori. Certo, come no. Io volevo salutarvi così, con un augurio che secondo me è il più bello, è quello che faccio a me stessa, e quindi lo faccio anche agli altri, alle persone a cui voglio lasciare qualcosa di buono. Vi auguro di trovare in ogni giornata quel pezzetto di luce e di verità che il nostro cuore cerca, e di potervi elevare anche solo un minuto al giorno a pensare se le cose che facciamo hanno poi un riscontro, come dire, nei nostri bisogni più profondi. La luce e la verità io penso che siano già tantissimo, poi il resto viene dopo, ma lo spirito muove le cose, perciò vi auguro di trovarlo ogni giorno un pezzetto di queste cose, e sono sicura che vi verrà spontaneo un sorriso in più. Io ve lo auguro e vi ringrazio. La voce che sentite in sottofondo è quella del mio bimbo, perché anche io faccio una vita normale. Vi saluto, vi abbraccio, a tutti i radioascoltatori, a Cristella e ad Andrea. A presto. Grazie mille a Safiria Liccese. Grazie mille Safiria, prestissimo, e una carezza al bambino, veramente. Grazie ancora, un abbraccio, a presto. A voi, ciao, grazie ancora. Ciao, grazie, a presto. www.containerradio.it